Con un tonnetto così oggi vi porto alle Isole Eolie. Intanto sfilettiamo il tonnetto, lo delischiamo, puliamo dalle spine, facciamo dei bei filetti. Prepariamo il trito di olive, capperi, aglio e cipollotto. Prepariamo il cartoccio, mettiamo tutti gli aromi, i pomodorini tagliati a metà, mettiamo origano e basilico, completiamo il cartoccio, un filo d'olio subito in forno a 180 gradi ed ecco qua il nostro tonnetto all'eoliana.